signora Christensen Vinni Rontini. Come si chiama lei? Vinnie Christensen, in Rontini. Dove è nata? A Copenaghen, Danimarca. 6/10/42. Senta Vicchio. Senti, può leggere quel foglio che gli porta il messo? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Non so se la tesi vuole essere ripresa, e allora magari sarà bene chiedere. Se la può essere ripresa o no? Preferisco di no, sono emotiva. Bene, allora non riprendiamo la signora, per cortesia. Bene, domande, Ministero? Sì, grazie Presidente. Signora, lei è la mamma di Piero Rontini? Sì. È stata chiamata qua oggi, signora Cometteste, dal PM su una circostanza specifica che lei ha riferito alla Polizia Giudiziaria in tempi abbastanza recenti e poi al PM. La domanda è questa, è relativa a quella circostanza. Lei ricorda di aver riferito, di aver visto o aver avuto la sensazione di aver visto l'imputato Vanni a Vicchio, e se sì, come le è venuto questo ricordo e quali erano le circostanze? Sì, assolutamente. Quando Vanni fu ripreso durante la testimonianza al processo di Pacciani, io ho visto la ripresa in televisione a casa e riconobbo subito di aver visto questo personaggio. Con assoluta sicurezza. Ecco, assoluta sicurezza. Riesce a spiegare meglio la circostanza del ricordo, se è una cosa che le è venuta subito, se ne ha parlato con qualcuno o comunque come le è venuto questo ricordo? E poi, se ci riesce, le circostanze in cui l'ha visto in Vicchio, se il suo ricordo su questo punto. Andiamo per ordine. Sì. Prima, se non faccio io, le dico troppe cose. Come lei dice, l'ho visto in televisione e mi sono ricordato. Ci vuole spiegare questo, come le riaffiora? Cioè è stata una cosa improvvisa? Sì, la improvvisa sicurezza di aver visto quest'uomo, quello di sicuro. Appena vede in televisione. Non ho ricordanze di luoghi esatti dove lo posso aver visto, perché sono sicura di averlo visto più di una volta, perché una volta sola non mi sarebbe rimasto impresso nella memoria. E certamente è stato prima della morte di Pia e sicuramente a Vicchio, perché io da Vicchio non mi muovevo se non andavo in Danimarca. Ecco, questo è importante, il sicuramente a Vicchio, lei capisce. Ricorda o è in grado di focalizzare qualche luogo di Vicchio o no, non posso. Questa impressione o questa sensazione o questa certezza, come dice lei, le viene appena vede in televisione? Sì, immediatamente. Il Vanni è rimasto abbastanza impresso in me anche i giorni dopo, perché purtroppo tutto quello che uno può capire in questa situazione è dramma, anche aver conosciuto un personaggio. Effettivamente le diamo ragione che è dramma, e anzi mi scuso se torno sull'argomento, però dovremmo essere in grado poi la Corte di valutare questo suo ricordo, lei lo capisce? Sì. Ecco, di questo... Prego, rimasi così preso da questa impressione che non ho voluto dire a mio marito, quando ritornò dal processo, aspettare un paio di giorni dove insieme casualmente si è visto la televisione e tutti e due abbiamo detto questo si conosce. Allora, se non ho capito male, lei ha la sensazione per conto suo e non ne parla, poi lo rivedete la televisione insieme e entrambi avete lo stesso confrontate questo ricordo. Sì. Ho capito. Posso avere un bicchiere d'acqua?
È possibile. Un po' d'acqua, sì, glielo facciamo avere subito. Grazie. Senz'altro. Scusi. Lei ricorda se ha anche visto quell'immagine, quella fotografia su carta oltre che in televisione? Sì, certamente sì, il giorno dopo, perché mio marito comprava tutti i giornali e c'era una foto abbastanza grande. E vedendo la foto ha avuto Conferma solo quello che avevo pensato. quell'impressione. Subito. Io non ho altre domande, Presidente, sostanzialmente per la signora Rontin. Grazie. Avvocato Pellegrini, signor Presidente. Sì. Signora, chissà quante volte avete rivissuto nei 13 anni trascorsi le ore e i minuti che hanno preceduto la notizia della morte di Pia. Io le devo chiedere, nella speranza che questo possa risultare utile alla comprensione di quei fatti, di ricordarli per la Corte dicendoci tutto quello che lei ricorda di quella giornata del 29 luglio 1984 che era una domenica. Ecco, cosa ha fatto Pia quando lei l'ha vista, quando è stata l'ultima volta che l'ha vista. Tutto quello credo che non ci sia bisogno di fare domande specifiche, ma soltanto chiederle di ricordare nel modo più sintetico ma anche più completo possibile tutto quello che di Pia lei ricorda in quella giornata. E purtroppo mi ricordo più quello che è successo dopo, però certo. Mi ricordo bene. Quello che è successo che dopo lo sappiamo un po' tutti. Sì, purtroppo sì. Io lo vivo. Pia andò a lavorare tutto quel giorno, quasi tutta, perché mancava un collega, e andò a lavorare alle 9 la mattina e venne a mangiare all'1, all'1:30, venne a casa a mangiare. Poi doveva ritornare sul lavoro alle 5, e alle 4 uscì per fare una giratina con Claudio e venne a casa a salutare e ritornò un quarto alle 5. Poi noi l'avevamo accompagnato al lavoro alle 5 esatti. Noi Poi, cioè chi, signora? Io, Denso, e io, mio marito e un mio cognato. Si accompagnò sul lavoro, poi mio marito partì per Livorno insieme al mio cognato. Scusate. Prego. Grazie molto. Poi la Pia ritornò dal lavoro, non sapevo che ora sarebbe ritornata perché mancava questo collega, invece alle 8:05, 8:10 venne a casa e si è messa a mangiare. Poi l'ho convinta io di uscire perché avevo lavorato tanto la sera avanti anche quel giorno. La convinse io, le dissi no mamma, sono stanca, rimango a casa. Poi mi disse vai a fare una giratina. E non l'ho vista più. Uscì alle 9:05. Per quanto lei sa, si trovò con Claudio. Sì, andò a cercare Claudio, che poi l'ha aspettato sotto in piazza, so da altre persone, perché purtroppo da quel momento lì so solo cosa è stato raccontato e quello che ho vissuto. Quindi dalle 9 in poi è uscita di casa? Sì, 9:05. Non l'ha più vista? No. E mi disse, l'ultima parola ho sentito la Pia, dice mamma torno subito. Credo di non dover chiederle altro per non scavare ancora maggiormente nel suo dolore, signora. La ringrazio. Grazie. Altre domande? Difesa imputati? Bene, signora, può andare. Presidente, chiedo scusa, Prego. soltanto una circostanza sulla quale poi in fondo ha indotta altra teste. Lei ricorda di aver poi parlato con una sua amica olandese, No, danese, chiedo scusa, su circostanze relative a incontri di cui questa signora era a conoscenza fatti dalla Pia al bar?
e se su questo argomento ha qualche elemento specifico o sa soltanto quello che ha detto questa signora e se ci può dire il nome. Pia non mi ha mai riferito niente in merito, qualcosa, il nostro rapporto era molto amichevole, oltre madre e figlia. Penso mi avrebbe fatto capire qualcosa in merito, oppure non sarebbe andato contenta a lavorare, dove invece lei le piaceva lavorare. Quindi su questo... Soltanto l'anno scorso questa mia amica danese mi ha detto che... chiedo scusa, questa sua amica danese questa circostanza gliel'ha detta di sua spontanea volontà? Sì, parlando della Pia, era in circostanze del suo compleanno l'anno scorso che sono venuti a trovarci e mi ha detto che Pia mi aveva detto che c'era qualcuno che le dava noia. Però io non ho dato più ascolto a questo discorso perché non ci credo, non ci volevo credere. Non ci voleva credere? Non ci volevo credere, sempre basta che siano uccisi, per cui non volevo stare a ascoltare. Poi invece in seguito venne fuori nell'indagine che erano seguiti, allora ritelefonai a questa mia amica per chiedere ulteriori chiarimenti in merito. E lei mi ha detto che Pia per telefono aveva detto che persone le davano noia al bar, però non mi ha saputo spiegare né chi era, le ha solo consigliato la Pia di smettere di lavorare lì. Questa signora avrebbe consigliato Pia di smettere? Di smettere, sì. Invece a voi Pia non aveva detto niente di questa circostanza? Niente. E la Pia era abbastanza aperta, non era una ragazza che specialmente cose le potevano dar fastidio. Ecco, questa sua amica, ci vuol dire il nome, chiedo scusa? A voglia, Ingel von Flughafen. Ecco, vede, lo dice più facile lei di quanto posso farlo io, quindi sì. Ho approfittato, lo ammetto. Questa, era più semplice. Sì. Questa signora aveva dei rapporti con Pia, si conoscevano abbastanza, avevano avuto modo di... molto intimi, sì. Ecco.